friulana e quell'altra è la parte veneziana. Voi conoscete Carlo Giacomini, il signor Portofino? Sì, allora io me lo sono portato dietro perché lui è uno che spacca il cappello in quattro e soprattutto ha letto forse con più cura di quanto non abbia fatto io le parti geografiche. Se vai avanti, insieme a lui abbiamo fatto questa riflessione. Prima vorrei raccontarvi quello che ho capito io, non è detto che abbia capito tutto, ma quello che ho capito io del metodo con cui questo studio è stato costruito. Metodo, prima abbiamo detto non sappiamo a cosa serve, non sappiamo che domanda deve raccogliere, non sappiamo come varierà nel tempo la domanda, e questo è rigorosamente vero. Gli estensori dello studio hanno fatto un altro tipo di ragionamento. Loro sono ferrovieri, costruiscono e gestiscono ferrovie. Allora il metodo che ci propongono è il seguente. Noi abbiamo una rete, carichiamo su questa rete un certo numero di treni passeggeri che non ci siamo inventati noi, dicono ripetutamente, ce li ha dati il committente. Io pensavo che il committente dovessimo essere noi, ma evidentemente c'è un committente che non conosciamo. Il committente ha detto che i treni passeggeri che andranno su quella linea sono più o meno 24-25 al giorno. 24 treni al giorno. Sapete quanti treni porta una linea di treni doppio binario? Nel contesto italiano, che è un contesto molto arretrato dal punto di vista tecnologico, ne porta più o meno 220-240. In contesti più, diciamo, tecnologicamente avanzati, ad esempio gli svizzeri, tanto per non andare lontano, ne porta anche 400. E noi ce ne mettiamo 24, facciamo una linea per 24 treni al giorno di passeggeri veloci. Anche neppure il costruttore di ferrovie riesce a fermarsi a questa, e ci dice: facciamo una stima dei treni merci, portiamo la linea a saturazione con i treni merci. Allora, prima di fare linee nuove, e questo è quello che io chiamo innovazione interessante nel processo di costruzione del progetto, prima di fare cose nuove vediamo quanti ce ne stanno sulla rete che abbiamo. Allora mettiamo i nostri 24 sulla rete che abbiamo e portiamo a mano a saturazione le linee esistenti con i treni merci. Quando troviamo il collo di bottiglia che non ce ne passano più, lì interveniamo con le linee nuove e aumentiamo la capacità, poi riaumentiamo i treni merci, aumentiamo i treni merci finché troviamo un altro collo di bottiglia e lì interveniamo rimuovendo il collo di bottiglia, talvolta facendo linee nuove, talvolta riadattando le linee vecchie, e quindi alla fine abbiamo una stima non della domanda, non di quanti potranno, di quanti ce ne passeranno agli orizzonti che vi ho detto prima, 2015, 2030, 2050, ma di quanti ce ne possono passare. È una cosa molto diversa, è la capacità della linea, non la stima della domanda che utilizzerà quella linea, perché la stima della domanda è quella del ragionamento che dicevamo prima. Per sapere quanti autocarri lasceranno la strada per andare sulla ferrovia dobbiamo vedere le logiche degli autocarri, la tariffazione degli autocarri, la costruzione delle strade, le regole per trasportare le merci sulle strade e fare una politica integrata se vogliamo che la ferrovia serva. E ragioniamo in termini di competitività della ferrovia rispetto, nessuno andrà alla ferrovia se la ferrovia non garantisce velocità, costi, prestazioni almeno pari a quelle della strada, cosa che oggi non è e che sicuramente non sarà a parità oggi di condizioni neppure con una linea nuova. Allora questo è 5 minuti e allora
caro Giacomini. Allora, vi dico rapidissimamente, queste sono 6 fasi funzionali. Vai al prossimo, per favore. Questo. 6 fasi funzionali, 6 fasi di interventi che costituiscono questi scenari, scenario 1, 2, 3A, 3B, eccetera. Se li leggete con attenzione, questi scenari, che sono quelli dei passi che poi vengono caricati per vedere dove sono i colli di bottiglia successivamente, configurano una strategia abbastanza interessante e diversa da quella della Torino-Lione, ad esempio, perché in questa occasione, non nel tratto aeroporto Mestre che vedremo tra un po', ma nel tratto aeroporto fino poi a Trieste, l'atteggiamento non è quello di fare a tutti i costi una linea nuova, ma di integrare dei pezzetti nuovi con delle modificazioni della linea vecchia. Ancora non sappiamo perché, ma dal punto di vista dell'atteggiamento progettuale è sicuramente un passo avanti rispetto a un atteggiamento tipico delle linee ad alta velocità, che invece non hanno mai voluto avere nessuna, diciamo così, nessuna integrazione con la rete esistente. Queste sono le varianti che sono state considerate e voi siete lì in quella in basso, che è stata considerata vincente in un'analisi multicriterie, e io credo che la ragione per cui è stata considerata vincente come alternativa sia proprio la ragione di tutte le cose che diceva lui, che è una zona protetta, è una zona ambientalmente che fa parte di, cos'è un SIP, una zona di interesse comunitario, è una zona ad alto rischio di esondazione e quindi una zona di quelle che i ferrovieri giudicano vuote, quelle dove si passa. Dove non si passa? Dove è pieno di case, dove è pieno di strade, ma le zone oggi diventate preziosissime, quelle a cui dovremmo essere più affezionati perché sono diventate appunto più rare, sono quelle dove, dovendo far passare qualcosa, la si fa passare, e nell'analisi multicriteri proprio diciamo, quei connotati che a noi sembrano più da proteggere diventano lati di debolezza, perché non abbattiamo nessuna casa, perché... Ecco, questa mi sarebbe piaciuta farvela vedere in dettaglio. Sono il numero di treni alla fine del nostro processo di carica. Vorrei sottolinearvi un solo numero che fa fare un salto sulla sedia a qualunque futuro pagatore di questa linea, che è quel numero 24 iniziale, cioè il numero di treni al giorno che passerà all'orizzonte del 2050. All'orizzonte del 2050 noi avremo costruito una linea tra la stazione di Mestre e l'aeroporto sulla quale passeranno 24 treni al giorno. 24 treni al giorno. Ecco, io credo che dobbiamo interpretare questo numero e questa previsione come il messaggio dato dal costruttore di ferrovie che questa è una linea da non fare, che è troppo stupida per essere fatta, che non ha nessuna possibilità di, e se lo leggete con attenzione, leggete bene l'innesto della linea che viene da Portogruaro fino all'aeroporto, e lì si incrocia, udite udite, con la bretella del servizio ferroviario regionale che va a Mestre. Allora la linea è continua, non c'è un'alta velocità che arriva all'aeroporto e poi finisce, si innesta sulla linea già prevista, che per il costruttore nuovo di ferrovie nuove è la
manda dal cielo, la paga qualcun altro, il servizio ferroviario regionale non lo pagano loro, e quindi c'è un pezzo già lì disponibile da utilizzare che rende il passaggio in sotterraneo, tutto lo sfracello che quel pezzetto da Mestre all'aeroporto provocherebbe, lo rende di eccessiva stupidità. Io credo che questo sia il messaggio che viene dato ai decisori di questa linea. Detto questo, queste sono le velocità. Allora, non ci sono stime di mano, non ci sono obiettivi, non ci sono stime di fattibilità finanziaria e economica, non ci sono condizioni politiche per far rendere effettivamente utile la nuova capacità, quindi non c'è la politica con cui questa cosa si fa, ci sono innovazioni interessanti, c'è disponibilità a interventi integrati, soprattutto non c'è fretta. E allora, concludendo sull'atto partecipazione, io credo che sarebbe nostro dovere, complessivamente, chiedere non di essere spettatori disarmati di fronte a un progetto che c'è già. Dobbiamo chiedere alle nostre istituzioni di essere protagoniste loro del progetto e noi protagoniste con loro di cosa serve, dove passa, perché e come può servire il territorio che attraversa.